se si va a fare la trattativa, il Presidente della Regione va a fare la trattativa con alle spalle un voto popolare molto forte, i tempi diventano rapidi. Io penso che in un anno e mezzo si possa concludere questo processo. Il professor Antonini, costituzionalista dell'Università di Padova, non ha dubbi. Il referendum sull'autonomia del Veneto va fatto in fretta ed è fondamentale per presentarsi poi a Roma con una forza tale da condurre in porto in modo vantaggioso la trattativa con lo Stato centrale. D'altra parte, andare direttamente alla trattativa comporta invece la rinuncia a effettuare il referendum. Se si fa la trattativa non si può più fare il referendum. Questi ragionamenti nascono dalla enorme paura che c'è del referendum, tentano di impedire il referendum e quindi ci devono far aprire gli occhi e ci devono far capire al contrario quanto importante sarà questo referendum. La questione è semmai come gestire le autonomie speciali di certe regioni come la Sicilia, non proprio virtuose su alcune voci di bilancio. Oggi non ha più senso l'autonomia speciale della Sicilia. Alla Sicilia ci vorrebbe un commissariamento speciale. Avrebbe senso invece un'autonomia molto forte, se non speciale, per la Regione Veneto, che è una regione che dimostra di essere virtuosa. Occorre un regionalismo a geometria variabile, cioè un regionalismo meritocratico. Chi merita l'autonomia la deve avere e chi invece l'ha dissipato l'autonomia allora deve essere commissariata e l'autonomia va tolta. Quanto alle risorse da trattenere sul territorio, per il professor Antonini l'obiettivo finale è quello di avere lo stesso trattamento di Trento e Bolzano, ovvero far rimanere in Veneto i 9/10 del gettito fiscale. Ciò non toglierà risorse a Roma, perché di pari passo aumenterà infatti il PIL nazionale, ora stagnante. Il referendum, insomma, deve essere fatto e avrà così un effetto travolgente. Io credo che se questo referendum ottenga tantissimi voti e tantissima partecipazione, diventerà come la palla di neve che diventa valanga. Nessuno potrà più fermare il processo di una vera autonomia alla Regione Veneto, che è una regione che la merita davvero.